Adesso è ufficiale, la Sardegna da lunedì 17 maggio passerà in zona gialla, lo ha comunicato stasera alla Regione il Ministro della Salute Roberto Speranza. Il quadro epidemiologico della Sardegna, rileva il Presidente della Regione Cristian Solinas, è in continuo miglioramento. Lo certificano i dati diffusi oggi dal monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, che vedono l'isola per la seconda settimana consecutiva registrare l'indice di contagio più basso d'Italia, con un RT pari allo 0,7, in ulteriore flessione rispetto allo 0,74 rilevato in precedenza e sensibile calo rispetto allo 0,81 di 2 settimane fa. Da lunedì, prosegue il Presidente Solinas, la Sardegna passerà in zona gialla, un cambio di classificazione che sarebbe già potuto avvenire la settimana scorsa, stando ai principali indicatori che misurano la diffusione del virus sul nostro territorio. Oggi, sottolinea il governatore Solinas, nell'isola continua a diminuire anche la pressione sugli ospedali, dove il tasso di occupazione dei posti letto segna il 17% in area medica e il 19% nelle terapie intensive. Un risultato che premia i grandi sforzi messi in campo per contrastare la pandemia e il sacrificio dei sardi. L'allentamento delle restrizioni consentirà in sicurezza la ripartenza di tante attività. Per il Presidente Solinas ora è fondamentale cambiare il sistema che attribuisce le fasce. Se fossero già attive le proposte attualmente in discussione, la Sardegna sarebbe già ritornata in zona bianca, conclude il governatore. Abbiamo chiesto con forza sui tavoli nazionali un adeguamento dei parametri che, con la progressione della campagna vaccinale e la stagione turistica alle porte, non è più rinviabile.